Aria di tagli per il Veneto nel futuro quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, che secondo annunci della Commissione vedrà una drastica riduzione dei fondi sociali e di quelli per lo sviluppo regionale nelle zone più produttive del continente. A rischio per il nostro territorio 764 milioni di euro dal programma operativo regionale e altri 800 dalle risorse per le politiche agricole. Ridurre questi finanziamenti sarebbe un errore madornale, sostiene il presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti, che è volato a Bruxelles per provare a far cambiare idea ai commissari europei. Se fermiamo le locomotive d'Europa, le locomotive dei vari paesi, tutti quanti ne hanno a perdere. Noi con i fondi di sviluppo regionale abbiamo fatto iniziative per le attività produttive, per lo sviluppo anche della pubblica amministrazione, per iniziative che vanno nei singoli comuni, che hanno arricchito il territorio, hanno dato miglior qualità della vita ai cittadini e hanno permesso alle imprese di essere competitivi in un momento anche di crisi. Se andiamo a togliere benzina alle locomotive d'Europa, ci rimette tutta l'Europa. La strada imboccata dalla Commissione Juncker, sostiene Ciambetti, forse soddisfa l'elite e i grandi potentati, le multinazionali e gli apparati burocratici, ma penalizza i cittadini, le famiglie e le piccole e medie imprese. Se vogliono far crescere il malcontento verso l'Unione Europea sono sulla strada giusta. Ricordiamoci che le autonomie locali, la sussidiarietà, il valore appunto anche dell'impegno delle regioni e delle città era alla base dei trattati europei. Noi difendiamo questo tipo di valori. Noi vogliamo un'Europa che funzioni verso il basso, non un'Europa che arrivi solo con direttive non sempre chiarissime o con iniziative che vanno a diciamo anche impedire l'attività e lo sviluppo sul territorio. Quindi l'Europa dei fondi di sviluppo regionale, le attività di coesione, le cose che hanno funzionato facciamole funzionare ancora.